supermercati chiusi, l'annuncio del governatore Zaia che nelle ultime ore ha firmato una nuova ordinanza che integra il provvedimento entrato in vigore a mezzanotte. Da oggi in vigore l'obbligo dell'utilizzo di mascherine e guanti negli esercizi commerciali, da lunedì invece in giro a Treviso solo con bocca e naso protetti da maschere o foulard, come annunciato ieri sera dal sindaco nel nostro TG. Stiamo lavorando ad un piano per le riaperture che mettiamo a disposizione del governo, ha spiegato Zaia, che aggiunge saranno graduali, probabilmente diverse tra regioni e con priorità ai giovani. Tra i tanti effetti collaterali dell'emergenza anche i problemi delle famiglie, tra i coniugi separati in casa, figli da condividere, magari mutui, case da pagare, non sono pochi i casi di vere e proprie guerre. Domani sarà una domenica delle palme decisamente particolare per la Chiesa trevigiana, così come per l'intera settimana santa, ma i fedeli potranno seguire le celebrazioni in diretta su Antenna 3. A Trevignano consegna a domicilio anche dei libri, quelli della biblioteca, portati a casa dai volontari della Protezione Civile. È morto a 72 anni Ezio Vendrame, storico calciatore degli anni 70, legato soprattutto al Vicenza, un ribelle del pallone genio e sregolatezza che lo fecero accostare al leggendario George Best. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque lo avete sentito dai titoli, ma in primo piano il bollettino, il consueto bollettino che è arrivato proprio pochi minuti fa con le persone contagiate. Meglio su Treviso con un +2, 1374, quindi le persone attualmente positive, mentre sono 4183 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 1586 nel Veneto con un -8, quindi un segno negativo, 327 invece le persone che si trovano in terapia intensiva, in questo caso invece con 3 persone in più rispetto al bollettino di questa mattina. Purtroppo dobbiamo registrare ancora un numero alto di decessi, +15, di cui 2 sono a Treviso ed 1 a Vittorio Veneto. E quotidiano quindi punto stampa anche questa mattina del governatore Zaia, che ha chiarito che a Pasqua e Pasquetta, l'avete sentito dai titoli, i supermercati resteranno chiusi, poi ha parlato anche del piano allo studio della regione sulle riaperture. Sentiamo. Anche Pasquetta per noi, anzi per me che firmo ordinanza, è chiuso, perché c'è un vulnus nella mia ordinanza, non ci abbiamo pensato, prorogando la vecchia ordinanza. Noi dicevamo chiusi i supermercati la domenica, non abbiamo pensato che il lunedì di Pasqua è una domenica. Quindi lo dico, uomini avvisati, mezzi salvati, lo dico agli imprenditori e agli operatori, sappiate che vi arriverà anche questa chiarificazione. Il governatore Zaia ha firmato in giornata una nuova ordinanza di integrazione del provvedimento entrato in vigore a mezzanotte. Nel documento si chiarisce che nelle giornate di domenica 5 aprile, della domenica di Pasqua 12 aprile e del lunedì di Pasquetta sarà vietata l'apertura dei supermercati. Misure necessarie perché quella che si sta concludendo, ha sottolineato il governatore, è stata una settimana cruciale che ha indicato la direzione di un lento recupero e quella che sta per iniziare sarà determinante, per questo è necessario non abbassare la guardia. Intanto ieri sera è stata emanata una circolare sulla situazione dei garden, ai quali oltre alla consegna a domicilio sarà consentito la vendita ai grandi punti vendita che sono i supermercati. Piante nei supermercati, così come penne e quaderni. Nell'ordinanza appena firmata infatti viene precisato che la vendita dei prodotti di cancelleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti, quindi market e tabaccherie. Chiarito anche nell'articolo 3 che l'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private. Tutte attività, viene specificato, che dovranno rispettare rigorosamente ogni misura che prevenga il contagio. Intanto il governatore nelle scorse ore ha partecipato ad una videoconferenza con il Premier Conte, tra i temi affrontati quello delle riaperture. Ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura, però è pur vero che siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile a contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà, che so, le fasce di età, il tema del numero di lavoratori, i dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti.
A questo si aggiunge il test sierologico. La riapertura è necessaria, ha sottolineato Zaia, ricordando la difficile situazione di molte imprese, quelle della moda e abbigliamento in primis, ma è necessario, ha poi aggiunto, che sia validata dalla comunità scientifica, coinvolgendo anche le parti sociali e il mondo datoriale. Sono convinto che prevederà una gradualità, non ti so dire, ma immagino che si possa valutare anche che sia regionale questa gradualità, immagino, perché pensare pronti via, c'è chi è più predisposto, chi è meno predisposto, graduale anche rispetto alla cittadinanza. Penso che i giovani debbano essere i primi a dover uscire, questo in assoluto, ma non è che si vuole segregare qualcuno, penso che dobbiamo mettere in sicurezza gli anziani, questo è poco, cioè gli anziani devono essere messi in sicurezza. E dalla mezzanotte esecutiva l'ordinanza del governatore Zaia, che tra l'altro impone l'utilizzo di mascherine e guanti all'interno degli esercizi commerciali. Noi siamo andati in uno dei supermercati più frequentati tra Santa Maria del Sile e Sant'Angelo e a sorpresa abbiamo scoperto che i più indisciplinati sono le persone maggiormente esposte al contagio. Vediamo. Lei è qui a controllare, ma i clienti sono disciplinati? Sì, inizialmente erano un po' restii, però adesso ultimamente hanno capito che queste sono le condizioni per operare, altrimenti se no tornano indietro. Senti, ma secondo lei il coronavirus fa veramente paura? Sì, però la cosa strana è che i più indisciplinati sono gli anziani, che sono quindi più a rischio. Il rispetto delle regole commentato da chi ogni giorno è chiamato a farle rispettare. Siamo all'interno di uno dei supermercati cittadini appena fuori mura. Noi da subito abbiamo messo all'ingresso dei guanti monouso, delle soluzioni disinfettanti. C'è una persona che da subito, appena ci siamo accorti che il coronavirus è una cosa terribile, è una persona che regola il flusso all'ingresso del supermercato in maniera che non ci siano gli spazi rispettati, specialmente nelle zone di maggiore affluenza, vedi frutta e verdura. Ma qui sono andati ben oltre per far rispettare le regole a tutti. Abbiamo delle mascherine monouso per le persone che non sono dotate di mascherina, in maniera che entrano con la sicurezza anche per gli altri clienti, insomma, e anche per le persone che lavorano dentro qua. Per molti un vero e proprio regalo in tempi dove le mascherine vanno letteralmente a ruba, soprattutto considerando che da lunedì a Treviso chi girerà a volto scoperto sarà duramente sanzionato. Clienti che almeno qui i guanti li hanno calzati in rispetto delle regole. Come si trova con queste nuove restrizioni, i guanti, la mascherina, mettersi in fila? Insomma, se bisogna farlo, si fa. Mi trovo bene con i guanti, sì. Ho messo anche addirittura doppi, sì. Ho utilizzato quelli del supermercato, quelli della frutta, così quando esco me li tolgo e ho questi guanti qui più puliti per andare avanti. Poi c'è chi li indossa sempre per lavoro, che in questo tempo è diventata una vera e propria missione. Lavoro in mezzo, lavoro al pronto soccorso, dalla mattina alla sera con mascherine e guanti. Bisogna metterli, guanti e mascherina soprattutto, per le altre persone e anche per noi stessi. Lei ne vede di cose? Sì, abbastanza. Regole rispettate anche nel panificio sotto casa. Siamo andati a Pezzan di Carbonera dove, pur conoscendosi tutti per nome, guanti e mascherine sono di rigore. Mascherine e guanti in un panificio in cui normalmente ci si dà del tu, fa strano ma ci si adatta. A Pezzan di Carbonera la titolare racconta di clienti ligi alle regole. Devo dire che i nostri clienti sono ben attrezzati e ben organizzati, si stanno dando da fare per trovarsi la mascherina, comunque tanti stanno usando la mascherina che è stata consegnata dal comune di Carbonera. I guanti, chi non ce li ha, li abbiamo messi noi a disposizione, quelli usa e getta. Quindi diciamo che ci stiamo comportando bene, stiamo cercando di adattarci alle nuove regole. Sono abituata, poi io lavoro in banca, quindi siamo già abituati da un pezzo a muoverci in questo modo qua, per cui si va avanti, dai. Se bisogna farlo, bisogna adeguarsi e rispettare, perché sennò non ne veniamo più fuori. Guanti all'ingresso, all'esterno capita di fare la fila. Conoscendo il nome di quasi tutti, ho il vantaggio che posso chiamarli alzando la voce da fuori perché devo farli entrare in bottega. Di buono c'è che molti, secondo gli addetti ai lavori, un po' per necessità, un po' per evitare i luoghi troppo affollati, hanno riscoperto le piccole botteghe e i prodotti artigianali. Ho i clienti abituali che tornano, che vengono.
vengono normalmente, e tanti nuovi clienti ho acquisito perché non vanno più a fare la spesa nella grande distribuzione. C'è chi ci chiama per chiederci come stiamo, non solo per farci l'ordine del pane, solo per chiederci come stiamo. Questo mi ha fatto un enorme piacere perché vuol dire che la gente ci vuole bene. Questa signora si ripara dietro il foulard. Non avendo le mascherine, cosa facciamo? Meglio di niente, giusto? E se le si chiede cosa le manca più di tutto in questo periodo di stop forzato, risponde: un pochino i miei ragazzi, io sono un insegnante, mi mancano loro, sostanzialmente, che sono un po' la mia vita. Ed ora torniamo nel centro di Treviso, perché centro storico sporcato dalla pipì dei cani che i padroni non hanno lavato via dopo la sfuriata del sindaco Conte, che a Sugana ha proceduto nella notte ad un lavaggio straordinario. Prima il duro sfogo con foto eloquenti sui social, poi l'immediato intervento. Nella notte, su richiesta del comune di Treviso, Contarina ha eseguito un lavaggio straordinario di marciapiedi, sotto portici e piazze del centro, non solo per sanificare ma anche per pulire le tracce della pipì dei cani che in una città priva in questo momento dello scrupoloso presidio di baristi e negozianti nessuno ha lavato via. C'è stato un problema di maleducazione a due gambe per quelle persone che accompagnano i cani a fare i bisogni lungo le colonne e le vetrine dei negozi in centro storico. Credo che non sia un atteggiamento giustificabile. Noi siamo intervenuti con una pulizia straordinaria delle vie del centro e abbiamo interessato anche quelle zone che sono state particolarmente colpite da questo fenomeno di maleducazione. Lavaggio straordinario di diverse zone, dalla stazione a Piazza Borsa fino alla Galleria Bailo e alla pescheria. L'appello però che faccio, soprattutto in questo periodo dove l'isolamento domestico è stato imposto, è quello di portare con sé una bottiglietta d'acqua e se il cane dovesse fare i bisogni di provvedere immediatamente al risciacquo, in modo da evitare di lasciare quelle tracce che, anche se non ci sono turisti, non ci sono cittadini, non è di certo bello da vedere. Parliamo ora di economia, perché il contagio ha messo in ginocchio la produzione trevigiana. Abbiamo interpellato uno dei consulenti aziendali più conosciuti del Monte Bellunese. Non si vede l'ora di tornare nelle proprie aziende, nelle proprie attività e di cercare di tirarsi sulle maniche come tipicamente fanno gli imprenditori veneti. È la forza della disperazione che sta caricando giorno per giorno gli imprenditori trevigiani. A testarla quotidianamente questo giovane consulente, ma di grande esperienza anche internazionale, costantemente contattato per consigli su come uscirne. Lei segue aziende piccole e grandi qui del Monte Bellunese, che è un po' il cuore produttivo della marca trevigiana del Veneto. Soffrono di più le grandi aziende o le piccole imprese? Ma io farei una valutazione non tanto per dimensione ma per filiera e per settore. Ci sono settori, filiere totalmente fermi che non hanno sbocchi commerciali e si va dalla piccola bottega che purtroppo è chiusa all'attività produttiva altrettanto chiusa. Queste sicuramente stanno soffrendo molto da un punto di vista finanziario e sono quelle che secondo noi dovrebbero avere il maggior focus da parte delle istituzioni. In questi capannoni i magazzini sono pieni di scarpe nuove ma già vecchie per la stagione. Non sappiamo i tempi di questa serrata e questo sarà determinante per sapere quanta giacenza avremo a fine anno. Questo andrà ad incidere moltissimo sul 2021. Noi pensiamo all'imminenza, alle aperture tra un mese, tra due, tra tre, ma non è solo questo il punto. Noi avremo probabilmente a fine anno magazzini colmi di materia prima, di merce, di prodotto finito che non saremo stati capaci di vendere quest'anno con l'incombenza delle collezioni nuove. Prodotto che non avrà generato denaro per acquistare materia prima. Ecco perché c'è bisogno di liquidità dallo Stato, ma anche di estremo risparmio in questo tempo di fermo totale. Gli interventi sono soprattutto di natura finanziaria, quindi dobbiamo andare a lavorare sugli impegni, ridurre i giri del motore delle aziende e andare a rinegoziare gli impegni, i contratti in essere, sia con eventuali fornitori, sia con proprietari di immobili, sia con tutte quelle situazioni che possono creare debito. È un tempo in cui dobbiamo tutti aiutarci, questo territorio che ha saputo negli anni essere estremamente collaborativo e solidale, in attesa di quei provvedimenti pubblici che vadano proprio ad iniettare finanza, liquidità nelle nostre casse, perché quello sarà forse l'unico strumento vero per superare questa fase di transizione estremamente complessa. Tra i tanti effetti collaterali dell'emergenza, anche i problemi delle famiglie, tra coniugi separati in casa,
figli da condividere, magari mutui, casa da pagare. Non sono pochi i casi di vere e proprie guerre. Guerre oramai tra ex coniugi, dispetti sulla gestione dei figli, mancata corresponsione di assegni di mantenimento. Accade anche questo ai tempi di segregazione da coronavirus. Se la convivenza forzata mette a dura prova i rapporti nelle famiglie, sicuramente accentua e non poco la frattura tra ex, soprattutto se di mezzo ci sono i figli. È un dramma veramente nel dramma, nel senso che le prime cose che stanno cominciando a venir meno sono gli assegni di mantenimento. Il genitore obbligato approfitta del fatto che in questo momento qua non lavora e non versa l'assegno di mantenimento, e questo è un problema per il genitore collocatario, perché i figli se li deve tenere giustamente e anche gli deve dare da mangiare, e i figli, mi dicono i clienti, in questo periodo qua mangiano moltissimo, nel senso che sono sempre davanti al frigo e la spesa è un po' più importante rispetto a quando i ragazzi vanno a scuola. Sono in genere le mamme a dover sborsare di più, ricevendo meno dall'ex marito, che in molti casi invece si trova sotto scacco per la gestione dei figli nei giorni di competenza. Ecco alcuni passi dei tanti messaggini che l'avvocato divorzista riceve ogni giorno da oltre un mese. Senza nonni e babysitter, ma magari con il lavoro che per fortuna invece continua, i papà non sanno cosa fare con i bambini che l'ex moglie impone venga a prenderli con la minaccia di riportarlo davanti al giudice. Ma i casi di guerra dei roses in chiave trevigiana non finiscono qui. L'altro problema è che purtroppo stanno iniziando anche a non pagare i mutui. Allora la quota di mutuo che entrambi gli ex coniugi dovrebbero pagare, magari uno dei due non la paga e non firma o non dà la disponibilità nel controfirmare anche il modulo della sospensione, se vuoi anche per qualche ricatto o perché si vuole fare un dispetto. Ecco, questo non va fatto e accordatevi subito con le banche. E per chi aveva magari con difficoltà raggiunto un accordo di separazione, ora teme che salti tutto con lo slittamento delle udienze. Chiedono come si può accelerare l'udienza di separazione, purtroppo è impossibile, quindi questa continua convivenza in una coppia già scoppiata diventa molto più complicata rispetto ai tempi passati. Allora, avere un atteggiamento civile, cercare di sopportarsi anche se ormai la coppia è finita. Chi è che ci sta rimettendo di più nelle coppie che sono scoppiate? Il genitore che vive con i figli, che molto spesso è la donna. Ed ora una notizia di cronaca. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto poche ore fa nella sua abitazione di Viale Nazioni Unite a Treviso. La segnalazione da parte dei vicini di casa che non lo vedevano da diverse settimane. Sul posto si sono recate le volanti della polizia con i vigili del fuoco che hanno provveduto a sfondare la porta trovando il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Stando alle prime notizie, l'uomo, le cui generalità al momento non sono state rese note, sarebbe deceduto da oltre un mese. Mi permetto di rubarvi un poco del prezioso tempo che state dedicando in condizioni di emergenza alla gestione del bene di tutti per assicurarvi la mia vicinanza, il mio sostegno, la mia preghiera e l'esordio della lettera indirizzata dal Vescovo di Treviso Michele Tomasi a tutti i sindaci, gli amministratori, i rappresentanti politici della diocesi di Treviso per ringraziarli del loro impegno in questo tempo e per fare loro gli auguri per la prossima Pasqua. Prego e preghiamo tutti perché questa fase di emergenza passi presto. Anche dopo la graduale rimozione delle attuali limitazioni saremo però chiamati ad affrontare sfide grandi ed impegnative. Non sarete soli nell'affrontarle, assicura Monsignor Tomasi. Ci saranno al vostro fianco le comunità cristiane, conclude il Vescovo, invocando la benedizione del Signore per ciascuno di loro, per le loro famiglie e per le comunità. E domani sera sarà una domenica delle palme decisamente particolare per la Chiesa trevigiana, così come per l'intera settimana santa. Chiusi in casa, i fedeli potranno seguire le celebrazioni in diretta su Antenna 3. Tutte le celebrazioni verranno poi seguite con la lingua dei segni. Antenna 3 continuerà a seguire in diretta le celebrazioni per la settimana santa del Vescovo di Treviso Michele Tomasi. Dopo i collegamenti della cripta per le domeniche di Quaresima, per la solennità dedicata a San Giuseppe e per l'Annunciazione di Maria, il primo appuntamento è per la Domenica delle Palme. Dalle 8:50 il collegamento sarà con il Duomo cittadino per la Santa Messa. Una funzione che rimarrà nella storia, perché a memoria recente sarà la prima volta che non ci sarà la benedizione dell'ulivo e non ci saranno rametti da distribuire ai fedeli per osservare tutte le prescrizioni mediche legate al contagio.
Giovedì Santo il collegamento sarà invece dalle 17:30 per l'inizio del Triduo Pasquale. Con il Vescovo Michele condivideremo una riflessione sull'ultima cena in questo tempo di costrizione di porte chiuse. Una celebrazione in attesa della Santa Messa di Papa Francesco, prevista dalle 18 da San Pietro a Roma. Il giorno dopo, nuovo collegamento in diretta dal Duomo di Treviso, dalle 15, per la celebrazione del Venerdì Santo e la Passione di Cristo. Anche in questa giornata il contagio ha portato alla cancellazione della processione, ma non l'esposizione del crocefisso, con il Vescovo che, spogliandosi delle vesti, lo bacerà per tutta la comunità trevigiana. Sabato Santo l'incontro in diretta con il Vescovo Michele Tomasi è fissato dalle 17:30, sempre dal Duomo di Treviso, per una riflessione sul mistero della morte e della resurrezione, come speranza in questi giorni bui, dove molti faticano a vedere uno spiraglio di luce. Infine, domenica mattina, sempre in diretta dal Duomo, dalle 9, la solenne celebrazione della Pasqua, per portare in tutte le case e in tutte le famiglie, seppur nella difficoltà della costrizione, il conforto della resurrezione di Cristo. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, siamo alla cronaca, ha visto i carabinieri fermi in un posto di blocco, ha invertito la marcia ed ha tentato la fuga, arrestato un 45enne, sentiamo. L'uomo 45 anni, celebre operaio, aveva preso la macchina e si stava spostando da Pederoba verso Cornuda. Arrivato in piazza Mazzini alla vista dei carabinieri fermi per un posto di blocco, ha repentinamente invertito la marcia e si è dato alla fuga. Un inseguimento durato poco, i militari dell'Arma lo hanno fermato dopo qualche chilometro. È stato lo stesso 45enne che ha consegnato ai carabinieri uno spinello. Immediata la perquisizione a casa dell'operaio, dove sono stati trovati 170 grammi di marijuana e 700 euro in contanti, un bilancino e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Non solo, non avendo dato nessuna giustificazione dello spostamento, è stato anche sanzionato per aver violato le norme anticontagio. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà. Con la fine di marzo è scaduta anche l'ordinanza anti-smog per il comune di Treviso. Le centraline hanno fornito i dati di questi ultimi mesi di blocco totale che hanno evidenziato quale sia la maggiore fonte di inquinamento nell'aria. Con la conclusione di marzo si è chiusa a Treviso anche l'ordinanza anti-smog, che soprattutto con il blocco totale delle attività a causa coronavirus ha registrato una diminuzione considerevole dell'inquinamento nell'aria. E i dati di questi 6 mesi sottolineano una circostanza che farà certamente discutere. Secondo i dati che vediamo l'aeroporto non ha sostanzialmente incidenza, perché anche la centralina prossima all'aeroporto dà sempre valori costanti, quindi questo dimostrerebbe quello che ARPA ci ha sempre detto e ci è venuto a spiegare più volte, che il traffico aeroportuale non ha incidenza. Quindi gli aerei non sarebbero i maggiori responsabili dell'inquinamento dell'aria, come invece affermano i comitati locali. Per l'assessore Manera, con dati alla mano, la vera fonte di smog e polveri sottili non è nemmeno il traffico, ma gli impianti di riscaldamento. Il risultato è che mediamente abbiamo abbassato i coefficienti di inquinamento rispetto all'anno precedente ancora, questo va molto bene, specialmente in riferimento alle PM10. Peraltro i dati dicono una cosa, ha praticamente traffico fermo, non è variato poi di molto quello che sono il numero di sforamenti complessivi nell'anno, e questo ci fa pensare che le nostre azioni, da una parte nel cambio caldaie e dall'altra parte nel forte piantumazioni, stanno andando nella direzione giusta. Ed ora ci spostiamo a Trevignano, consegna a domicilio anche dei libri, quelli della biblioteca, portati a casa dai volontari della Protezione Civile. Libri a domicilio non è l'iniziativa di una delle molte librerie trevigiane che al pari di altre attività si sono attrezzate per far fronte all'isolamento delle famiglie, ma del comune di Trevignano, e i libri in questione sono quelli della biblioteca. Volevamo trovare un modo per tornare a incontrare i nostri cittadini e i nostri affezionati lettori, e allora abbiamo maturato in pochissimo tempo quest'idea: far uscire i libri dalla nostra biblioteca per portarli direttamente a casa dei nostri cittadini. Cittadini che non devono fare altro che accedere al portale delle biblioteche trevigiane, verificare se nella propria il libro è disponibile e richiederlo via email.
Nell'arco di qualche giorno, recita la locandina dell'iniziativa, il libro ti suonerà alla porta. E qui dobbiamo ringraziare davvero ancora una volta i volontari della nostra protezione civile che si sono subito prestati con entusiasmi anche a questo tipo di consegna. I libri vengono confezionati, sigillati dalla nostra bibliotecaria secondo tutte le norme sanitarie previste e consegnate poi ai volontari. Già venerdì i primi 50 prestiti sono stati esauditi e nel pomeriggio tutti avevano a disposizione nelle proprie abitazioni quanto desiderato. Un servizio avviato 2 giorni fa quindi e che continuerà. Libri in movimento, conclude l'assessore. Escono dalla biblioteca, arrivano a casa, in modo per continuare a viaggiare con la mente e con il cuore. È morto stamane un idolo negli anni 70 dei tifosi biancorossi. Ezio Vendrame aveva 72 anni, nato a Casarsa delle Delizie a Pordenone, viveva però da anni in provincia di Treviso, dove oggi un tumore con cui combatteva da mesi ha avuto ragione di lui. Vendrame è stato un fantasista, un talento con uno stile ribelle, controcorrente, non facile da gestire per gli allenatori, ma assolutamente amato dai fans. Con i suoi capelli lunghi e le sue acrobazie ha esaltato tante volte i suoi tifosi sulle gradinate del Menti. Come ala e mezzala aveva esordito in Serie A con il Vicenza nel campionato 1971-72, l'ultima partita in biancorosso a Vicenza nel maggio del 74 contro la Juventus. Appese le scarpe al chiodo a 39 anni dopo aver giocato le ultime stagioni nella squadra del suo paese d'origine. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Il coronavirus dilaga a Cortina d'Ampezzo e la situazione comincia a preoccupare amministrazione e residenti. È di 67 il numero complessivo dei casi di positività al Covid-19 nel territorio di Cortina d'Ampezzo, un'impennata che sta rendendo critico il quadro in proporzione al numero dei residenti. Ieri il sindaco Gianpietro Ghedina è stato ospite in collegamento Skype con la nostra redazione centrale per fare il punto della situazione. La situazione è critica nel senso che abbiamo diverse persone positive e percentualmente rispetto alla popolazione residente è sicuramente molto alta, perché ci sono oltre 60 persone. Faccio presente che però fino all'8 di marzo purtroppo l'attività turistica della nostra località era in pieno fermento. 35-40.000 persone sul territorio, la cui presenza oggi presenta un conto pesante alla Regina, condizionato dal forte afflusso turistico delle settimane passate, soprattutto del weekend dell'8 marzo. In realtà ovviamente Cortina, come altre località turistiche invernali, in particolar modo ovviamente quelle vicine a noi, la Val Badia piuttosto che la Val Gardena, quindi con grosse affluenze turistiche a fine febbraio e la prima settimana di marzo, ovviamente pagano il costo più alto. Ovviamente c'era la percezione delle problematiche erano molto minori. Ora, ha spiegato il primo cittadino, la situazione è sotto controllo, anche se il contagio è riferibile proprio alla settimana di marzo, quando ancora gli impianti di risalita del comprensorio erano aperti e la cui regolamentazione dipende da normative regionali e nazionali. Adesso è massima l'attenzione per i prossimi weekend. La Prefettura ha coordinato i tavoli per un piano di controlli serrati. Su questo weekend e sul prossimo ci sarà una forte intensificazione non solamente con i blocchi sulla strada, ma anche con un controllo di elicotteri e di droni e addirittura di controllo targhe. Quindi ci sarà veramente una task force al lavoro per H24 per far sì appunto che a nessuno passi per la mente insomma di non rispettare la legge, di poter appunto in qualche modo pensare di venire nella nostra località. Non ci stanno gli allevatori a finire sulla graticola, all'accusa dell'assessore regionale PAN di aver operato con negligenza. Gli addetti del settore rispondono: tutte le criticità segnalate non sono mai state risolte. L'immagine più drammatica della mattanza di bestiame causata lo scorso agosto da un attacco di lupi è quella di Malga Campocavallo, in comune di Enego, nel Vicentino. 30 pecore sbranate e tante altre ferite da abbattere. Lì quella che fino a poco prima veniva chiamata emergenza contingente, solo per alcuni casi e solo per alcuni malgari, è diventata un'emergenza generale.
A Malga, Campocavallo, gli ovini erano in un recinto con rete elettrificata che con tutta evidenza non ha tutelato il bestiame. Per questo gli allevatori veneti, quelli della Lessigna, dell'Altopiano di Asiago, del Bellunese, cioè le zone maggiormente colpite dall'attacco dei lupi, non ci stanno ad essere definiti negligenti. Nel bilancio diffuso a inizio settimana dalla Regione Veneto, l'assessore Panna ha riferito che 8 volte su 10 il lupo ha attaccato capi incustoditi o protetti da sistemi inadeguati di recinzione. Vogliamo ricordare all'assessore, scrivono gli allevatori della rete Salvaguardia Rurale Veneta, come i pochi allevatori che hanno potuto si sono impegnati a mettere in sicurezza i propri animali secondo le indicazioni della Regione, ma che nella stragrande maggioranza dei casi sussistono difficoltà oggettive, sia di carattere pratico che di carattere burocratico, che di fatto impediscono l'implementazione delle misure proposte. Le limitazioni sono state portate già da tempo all'attenzione dei funzionari regionali incaricati dell'assessore stesso, ma non sono ancora state risolte. Siamo perfettamente coscienti del fatto che la Regione ha le mani legate sulla gestione della specie lupo, in quanto la materia è di competenza del Ministero dell'Ambiente, ma, affermano gli allevatori, non troviamo corretto né produttivo che la stessa continui a scaricare addosso a noi la colpa dei danni che devono subire, soprattutto dopo che è stata dimostrata l'inefficacia dei sistemi di prevenzione proposti. Gli allevatori di Salvaguardia Rurale Veneta auspicano che la Regione faccia pressione sul Ministero dell'Ambiente per una corretta gestione dei grandi carnivori e che sia a fianco e non contro ai propri allevatori, che nonostante tutto continuano a lavorare garantendo la manutenzione e la tutela del paesaggio di cui tutti, concludono, sentiamo la mancanza in questi giorni di reclusione. Salta dopo 400 anni la passione di Erto, che ogni anno richiama migliaia di persone nel paese che sovrasta la diga del Vajont. Gli organizzatori hanno affidato l'annuncio ad un manifesto affisso in paese e fatto circolare online dopo l'annuncio del governo che ha prolungato le restrizioni per il coronavirus fino al 13 di aprile. Così il secolare Venerdì Santo di Erto si è dovuto piegare alle disposizioni ministeriali contro il coronavirus. In 400 anni di storia solo il disastro del Vajont aveva imposto uno stop alla manifestazione. Ed ora una notizia di cronaca: chiede ospitalità ad un amico che appena una settimana prima aveva picchiato e al diniego di questo ha imbracciato una motosega squarciandogli letteralmente la porta d'ingresso. È finito in carcere per minaccia, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale aggravato. Un 45enne pluripregiudicato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Belluno. L'episodio risale allo scorso 23 marzo e l'uomo senza fissa dimora è stato rintracciato ieri e trasferito al carcere di Baldenic. Ed ora invece vi facciamo vedere, vediamo insieme le immagini e le foto che ci avete spedito. Sono davvero tantissime e con la scritta piena di speranza andrà tutto bene. E con queste bellissime foto si conclude l'edizione di Treviso. Io vi aspetto fra qualche minuto per l'edizione straordinaria. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ci attende una domenica con tanto sole e clima caldo e anche se le condizioni meteo ci invitano ad uscire, sarà una domenica da passare in casa, mi raccomando. Vediamo dunque la previsione nel dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, solo con qualche nube in più sui monti, ma del tutto innocua. Temperature in aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra 17 e 19. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, non sono attese precipitazioni, sarà possibile soltanto qualche addensamento innocuo in montagna. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime tra i 18 e i 19 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sarà una splendida giornata di sole, bel tempo e cielo sereno al massimo velato. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime invece fino a 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.